E sono stati proiettati a Casa Serena due cortometraggi del regista e attore Giuliano Oppes. Sa Promissa è stato premiato come miglior pellicola sulla violenza nell'isola. Vediamo. Ospite di Casa Serena il regista e attore Giuliano Oppes, che ha riproposto nella Casa per Anziani di Sassari due cortometraggi di grande interesse sociale e culturale. Buio con Franco Nero tra gli interpreti e La Sa Promissa, un film girato con Ilaria Godani tra Patria e Pozzo Maggiore con persone del luogo, Marco Madeddu, Gianni Sale, Bob Monti e Salvatore Faedda. Un film che ha ricevuto la medaglia d'argento del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento era stato consegnato al Festival Nazionale di Cinematografia di Iglesias come miglior film sulla Sardegna per aver trattato il tradizionale tema della violenza nell'isola in termini nuovi e problematici, rompendo la spirale della faida. La storia di Antonio, un bambino di 8 anni, spensierato fino al giorno in cui un evento drammatico ne sconvolgerà la vita e infrangerà i sogni, ponendolo di fronte a una scelta difficile. Dopo la proiezione, un dibattito che ha coinvolto gli anziani ospiti di Casa Serena sui temi trattati nelle opere. L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Copast.